Ad Agrigento il presidente della Camera Fico per ricordare Rosario Livatino. Dati in crescita, aumenta la preoccupazione, occorrono nuove misure di contenimento. Arrivati oggi tamponi rapidi. Arrestato Gambiano per scasso e furto, denunciato writer che imbrattava muri. Fofò Portuso lascia il pentolino acceso ma sta bene. 5 sbarchi tra Lampedusa e Linosa. Calcio eccellenza, l'Acragas gioca domani la prima partita di andata contro la Folgore, sarà a porte chiuse. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, il presidente della Camera Roberto Fico ad Agrigento per partecipare al convegno in memoria di Rosario Livatino, ucciso il 21 settembre 1990 dalla mafia. Arturo Cantella. Il ruolo della magistratura a 30 anni dall'omicidio di Rosario Livatino, questa è la tavola rotonda che l'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, ha organizzato oggi presso il Tribunale di Agrigento, rispettando rigorosamente le norme anti-Covid e trasmesso in streaming per una sua maggiore diffusione. Ha visto la straordinaria partecipazione del Presidente della Camera, onorevole Roberto Fico. Tra gli interventi moderati dalla giornalista Elvira Terranova, quelli di Alfonso Malato del Tribunale dei diritti del malato, che ha aperto l'assise, a seguire quello del magistrato Giuseppe Miceli, nella sua qualità di Presidente della sottosezione dell'ANM di Agrigento, quindi l'intervento di Luigi Patronaggio, Procuratore della Repubblica di Agrigento, a seguire quello di Antonio Di Matteo, Consigliere nazionale del CSM, e di Sua Eminenza il Cardinale Francesco Montenegro. Il Presidente Fico nella mattinata è stato anche a Racalmuto in visita presso la Fondazione Leonardo Sciascia per l'inaugurazione di una mostra dedicata allo scrittore di Racalmuto, Sciascia appunto, fatte negli anni 50. Sicilia è terra di grandi uomini e Livatino è uno di questi grandi uomini. Il senso che lascia è il senso dello Stato, il senso delle regole, il senso della giustizia, il senso della legalità, ed è l'esempio che dobbiamo tutti perseguire, sapendo che il nostro Stato ha bisogno delle regole e del rispetto delle regole, e questo si inizia non solo a livello di governo, di Parlamento, ma a livello di ognuno di noi. Ogni cittadino da questo punto di vista può fare la propria parte. Una lotta alla mafia che comunque ha bisogno di essere costantemente rilanciata. La mafia non è morta, è chiaro che con le indagini del nostro Paese, con i grandi arresti, con i grandi processi, con il sacrificio e i sacrifici di tanti uomini abbiamo dato senza alcun dubbio un grande colpo alla mafia, ma sappiamo che la criminalità organizzata nel nostro Paese è forte, non è morta, e quindi l'attenzione bisogna tenerla sempre alta e stare a passo con i tempi e contrastare questo fenomeno, ma non solo contrastarlo ma sconfiggerlo per sempre. Sono passati 30 anni dalla morte di Livatino e il suo pensiero è ancora attuale? Il suo pensiero è attualissimo, non c'è ombra di dubbio, anche le parole e il senso che lui dava all'azione del magistrato, come dovesse essere un giudice, come si doveva comportare, e quindi la lezione sua è la lezione anche di Borsellino e Falcone, la lezione di tutti questi uomini incredibili che sono dei veri e propri servitori dello Stato, e in pochissimi chilometri in Sicilia stupenda, che è terra veramente di grandi uomini, vengo dalla Fondazione Sciascia e intellettuale dei nostri tempi, del Novecento, attualissimo, saggista, poeta, scrittore, politico, deputato alla Camera dei Deputati, e quindi sappiamo che anche lo scambio tra tante persone di calibro in questa terra ha fatto sì che la nostra nazione crescesse in modo sano, e quindi grande Sicilia, e grazie a tutti questi uomini incredibili che hanno abitato questa terra e quindi hanno abitato la nostra nazione. Don Giuseppe, oggi qui un evento importante a 30 anni dall'uccisione di Livatino. La magistratura ha deciso di ricordarlo con una bella, importante e significativa cerimonia. Sì, una presenza dello Stato, un segnale molto buono, che ovviamente contrasta con altri segnali che sono giunti in quest'ultimo periodo, certamente non belli e non brillanti.
per esempio il permesso premio ad uno dei mandanti dell'omicidio di Livatino, nulla da dire in merito, però sul metodo probabilmente c'è qualcosa da dire, perché a ridosso proprio del trentennale avrebbero potuto probabilmente evitare. Comunque l'importante è che lo Stato ci sia e soprattutto che lo Stato abbia una sola voce quando si parla di lotta contro la criminalità organizzata. Lo sta facendo oggi, lo farà lunedì con la presenza del Capo dello Stato Mattarella al corso di formazione organizzato dalla Scuola di Formazione della Magistratura, dell'ENM di Palermo e dalla Corte d'Appello, e lì anche quella presenza sarà una presenza importante, sarà una presenza che vorrebbe dire e dovrebbe dire che questa nostra terra vuole liberarsi una volta per tutte da ogni genere di oppressione, da ogni genere di controllo, da ogni genere di interessi che non siano quelli del bene comune. Questo è il messaggio forte che credo dovrebbe essere poi letto da tutti. Speriamo che tutti quanti possano leggerlo e che tutti quanti possano essere poi conseguenziali anche a questo genere di impostazione anche del messaggio, delle presenze e quindi della volontà finalmente di dire basta ad un fenomeno che ha oppresso per troppi anni la Sicilia. Il processo di beatificazione a che punto è, Don Giuseppe? Siamo sempre nella fase romana e siamo in attesa che venga nominato il relatore, che è colui che si occuperà materialmente di stilare la cosiddetta posizio, quindi di mettere insieme tutto il lavoro fatto dal Tribunale Ecclesiastico Agrigentino con l'aggiunta di altre eventuali testimonianze che la Congregazione per le Cause dei Santi vorrà aggiungere. Quindi un lavoro che sarà minuzioso, ma che di fatto consentirà, una volta espletato, una volta consegnato alla Congregazione, di portare al primo gradino, che è appunto quello del decreto di venerabilità, e poi dovrebbero seguire la beatificazione e la canonizzazione. Omaggio del Presidente della Camera dei Deputati Fico a Racalmuto per Sciascia. Vediamo. Il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, di buon mattino è arrivato a Racalmuto per ricordare lo scrittore Leonardo Sciascia. Dopo una visita alla statua che raffigura l'autore, assieme al sindaco Vincenzo Maniglia, si è recato alla Fondazione Sciascia per inaugurare la mostra dedicata all'autore del Giorno della Civetta, in occasione delle manifestazioni per il 100° anniversario della nascita dello scrittore racalmutese. Il taglio del nastro della mostra, una serie di fotografie inedite che rappresentano il grande scrittore siciliano, curata da Diego Mormorio, ha visto coinvolti importanti rappresentanti delle istituzioni. C'era anche la deputato nazionale grottese del Movimento 5 Stelle Rosalba Cimino, che dopo un anno di lavoro, grazie al suo incarico come componente della Commissione Cultura, è riuscita a portare Fico nel paese di Sciascia. La mostra rimarrà aperta fino a febbraio come il primo di numerosi eventi che renderanno omaggio alla memoria dello scrittore. Tanto ringrazio dell'accoglienza il Comune, il Prefetto, ed essere qui a Racalmuto è veramente ha tanto senso, ha tanta forza, perché questo posto è meraviglioso, camminare nelle strade di Sciascia è straordinario, e qui avere questa statua proprio dietro che cammina idealmente ancora oggi fa riecheggiare in queste strade lo spirito di Sciascia e ci fa capire quanto è, io credo, meraviglioso essere siciliani e essere di questa terra. Leonardo Sciascia è stato anche deputato per diversi anni, anche se i discorsi che poi sono rimasti nella memoria, lui ha fatto parte della commissione d'inchiesta sul caso Moro. Ecco, cosa manca oggi in Italia al Parlamento di quegli anni e soprattutto di quelle voci come Sciascia e come Pasolini, che da fuori raccontavano il palazzo al popolo, alla comunità italiana? La nostra storia come Italia e come italiani è una storia difficile, è una storia travagliata, è una storia in cui il periodo del terrorismo è stato un periodo difficile, ma è un periodo da cui insieme siamo riusciti a venirne fuori, quindi la nostra allo stesso tempo è una grande repubblica, e tuttora oggi però ci sono ancora troppi casi che sono irrisolti. Io da Presidente della Camera ho cercato di dare impulso alle desecretazioni, alla ricerca della verità, perché uno Stato che fa verità su se stesso è sempre uno Stato altamente democratico e repubblicano e che può andare avanti.
Sciascia fu anche proposto dai radicali come presidente della Camera, se non sbaglio ebbe 33 voti, quindi anche più dei seggi dei deputati dei radicali, e pensare che oggi io sono presidente della Camera mi dà l'onore di tutta la storia che ha avuto il nostro Paese, ha avuto il Parlamento, nella fattispecie la Camera dei Deputati. Per concludere, oggi si inaugura una mostra di fotografie di Leonardo Sciascia proprio a Racalmuto. Ecco, queste iniziative culturali possono essere ancora da veicolo per un vero sviluppo del Mezzogiorno italiano? Il Mezzogiorno italiano è cultura. Quindi se non si investe sulla cultura, che è proprio il principale volano di sviluppo del nostro Sud Italia, significa investire su poco e su niente. Quindi assolutamente non solo mostre, ma proprio ogni tipo di attività culturale, che significa aggregazione, che significa partecipazione, che significa crescita come comunità, ed è qui che dobbiamo investire. Non c'è ombra di dubbio, quindi 1000 di queste iniziative. Un libro che insegna ai più piccoli con un linguaggio semplice e diretto la cultura della legalità attraverso la figura del giudice canicazzinese Rosario Livatino è stato pubblicato e dalla firma della collega Marilisa Della Monica. Vediamo. La proposta di scrivere un libro su Rosario Livatino mi è giunta qualche anno fa da parte dell'editore del Pozzo di Giacobbe. L'ho accolta con gioia, ma anche con un po' di timore. Conoscere Livatino è un'impresa abbastanza ardua, e poi portare la vita di Livatino su delle pagine scritte per dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni era per me abbastanza strano, abituato a scrivere per un pubblico un pochino più adulto. Però devo dire che grazie a quello che è stato il lavoro di ricerca, ai testi e ai racconti delle persone che lo hanno conosciuto direttamente, sono riuscita a scrivere questo libro, e mi auguro tanto che i bambini riescano ad affezionarsi e ad avvicinarsi a quella che è la figura di Rosario Livatino. Spero di essere riuscita a far comprendere ai bambini il messaggio che Rosario Livatino ci ha voluto lasciare. In particolare che essere portatori di giustizia è nella possibilità di tutti, basta essere coerenti. Livatino è stato proprio questo, coerente con il suo credere e quindi credibile per quello che compiva quotidianamente, vissuto poi alla luce del Vangelo, che è quello che i cristiani e noi cattolici dovremmo seguire. Il libro è acquistabile tramite il circuito delle librerie San Paolo, perché San Paolo è il distributore, ma anche quelle che sono le librerie online. Il costo è di 3,90 €, un costo irrisorio per quello che può in fin dei conti essere la conoscenza di una persona come Rosario Livatino per dei bambini, scritto nel loro linguaggio, in un linguaggio facilmente accessibile per loro. In manette il responsabile dei 2 furti con scasso al ristorante Matre e al bar pub Caffè San Pietro all'interno dello spazio Temenos, distanti poche decine di metri l'una dall'altra, precisamente nella centralissima via Pirandello ad Agrigento. In manette è finito un 25enne del Gambia, già noto alle forze dell'ordine in quanto più volte arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento, guidati dal commissario capo Francesco San Martino, lo hanno individuato e mobilizzato e arrestato nei pressi della via Boccerie, a pochi passi dalla via Atenea. Nelle fasi d'arresto ha reagito e nella colluttazione 2 poliziotti sono rimasti lievemente feriti ed hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Il 25enne è stato arrestato in flagranza di reato e deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale lesioni, ma è stato denunciato per furto e ricettazione. Il gambiano nel corso di uno dei raid si è ferito procurandosi diversi tagli sul corpo. Per penetrare all'interno del ristorante Matra ha praticato un buco sulla vetrata d'ingresso prelevando 500 € dalla cassa e un iPod, mentre nel bar pub si è intrufolato dopo aver forzato la porta d'ingresso. Una volta dentro ha afferrato e portato via l'intero registratore di cassa contenente alcune centinaia di euro.
3 sbarchi di migranti a Lampedusa e 1 a Linosa con complessivi 80 tunisini fra stanotte e stamattina. 6 tunisini, fra cui un minore, sono stati bloccati dopo essere approdati a Calapisana. Una motovedetta della Guardia Costiera nel frattempo ha intercettato nelle acque antistanti a Lampedusa un'imbarcazione con 54 tunisini, fra cui 5 minori. I carabinieri a Linosa hanno invece bloccato 9 tunisini, di cui 5 sedicenti minorenni. Il gruppetto Giallalba è stato trasferito con una motovedetta della Guardia di Finanza a Lampedusa. Nuovo sbarco autonomo poi in mattinata sull'arenile della Guiccia di Lampedusa, dove sono giunti 11 tunisini. Il deputato in quota Lega Alessandro Pagano al fianco del candidato sindaco Daniela Catalano. Vediamo. Visita stamani ad Agrigento dell'onorevole Alessandro Pagano della Lega in sostegno alla candidatura del candidato a sindaco Daniela Catalano. Un giro nei vari quartieri della città per incontrare la gente e spiegare le ragioni per sostenere la Lega ad Agrigento. La Catalano parteciperà alla prossima tornata elettorale in coalizione con la lista Fratelli d'Italia. Ma quale pensa potrà essere l'accoglienza degli agrigentini verso la lista della Lega? Lo abbiamo chiesto all'onorevole Alessandro Pagano. Quale pensa potrà essere la reazione, l'accoglienza degli agrigentini a questo partito, la Lega Sicilia Salvini Premier? No, ma questa è una leggenda metropolitana, perché coloro che ovviamente sono ostili a noi raccontano queste balle spaziali. Cioè Agrigento ha già scelto e ha già spiegato che cosa significa essere la Lega, perché non 100 anni fa, ma 1 anno e 2 mesi fa, esattamente per le europee, quindi ultimo dato certificato, l'ultimo dato dove ovviamente c'è un dato sicuro, non un fatto di chiacchiere di bar o di sondaggi fatti in maniera farlocca. Soltanto 1 anno e 2 mesi fa questa città noi abbiamo preso quasi il 23,80%, quindi significa che un cittadino su 4, 1 su 4, ha già votato la Lega, quindi non capisco perché non debba succedere di nuovo la stessa cosa, a maggior ragione oggi, dove noi stiamo dimostrando un partito che ha una compattezza che prima ancora che politica è umana. Abbiamo fatto delle scelte forti, siamo riusciti a creare le condizioni perché giovani aderissero a noi. Non so se avete notato, abbiamo un solo consigliere comunale uscente, sottolineo uno, perché è una scelta di vita, perché questo consigliere ha aderito a noi in tempi non sospetti. Tutti gli altri evidentemente non possono far parte di un partito e utilizzare questo partito come se fosse un veicolo, un tram, una porta girevole dove tu entri e esci a tuo piacimento. Questo, con massimo rispetto per gli uomini, non appartiene alla storia della Lega. Noi siamo nelle condizioni di poter selezionare classi dirigenti, di poter lavorare seriamente nell'interesse del territorio. Per questo abbiamo scelto Daniela Catalano, perché lei rappresenta non solo il nuovo, ma anche una capacità amministrativa che traspare da ogni sua parola. Per questo abbiamo scelto Daniela Catalano, perché lei non può essere il déjà vu, non può essere gli ex di turno che periodicamente si ritornano. Ma questa non è la campagna elettorale dell'anno 2005-2008, dove sono gli stessi protagonisti di allora di una vita. Qua siamo di fronte a una situazione nuova. Io penso che il bene e l'interesse dei cittadini sia quello di essere amministrati bene. Se gli agrigentini sono contenti di come stanno adesso, facciano quello che vogliono. Se invece immaginano una città diversa, una città capace di cambiare, Daniela Catalano da un lato e la Lega, che ripeto è stata già votata da un cittadino su 4 soltanto 1 anno fa, rappresenta a tutti gli effetti la vera soluzione, la vera prospettiva, il vero cambiamento. A seguire, qual è il programma elettorale di Daniela Catalano per catturare il voto dei suoi concittadini? Il mio programma ha un sottotitolo, che è tornare alla normalità per conquistare poi l'eccellenza, quindi decoro urbano, sicurezza e soprattutto l'idea di una città unica, perché la città unica ci consente di superare un concetto che è odioso per molti cittadini, che è quello di periferia che è marginalità funzionale, marginalità economica, marginalità di servizi. Noi, pensando a garantire servizi essenziali in ogni quartiere, rendiamo ogni quartiere con la sua unicità all'interno di una unicità. E poi perché no, pensare a un brand, a un marchio, Agrigento, dove c'è il mare, dove c'è la valle, che è territorio agrigentino, che è nostra, e lì poi c'è un discorso sullo sbigliettamento e su quello che la valle comunque deve al territorio, su cui insiste, che ovviamente riprenderemo col giusto dialogo, con i giusti modi, ma con la giusta determinazione. E poi centro storico, capitale del folklore e perché no anche un percorso della fede, percorsi culinari speciali. Nel marchio Agrigento c'è un mondo e noi dobbiamo cominciare a pubblicizzarlo, impegnandoci come i candidati stiamo facendo per rispettare
elettorali, facciamo uno spot su Agrigento serio e duraturo. L'europarlamentare di Forza Italia Giuseppe Milazzo ad Agrigento per sostenere la candidatura di Giorgia Iacolino, che però è candidata non nel suo partito ma nella lista civica dell'attuale sindaco Lillo Firetto, che l'ha anche designata assessore in caso di sua vittoria. Vediamo. Onorevole Milazzo, qui ad Agrigento in tour elettorale per sostenere la vostra candidata e la vostra lista. Sì, noi ci vogliamo ispirare, rilasciandovi questa dichiarazione, a una famosa frase di Winston Churchill. Potevano scegliere fra il disonore e la guerra, hanno scelto il disonore e avranno la guerra. Dove sta il disonore? Avendo tradito i loro impegni col territorio, avendo tradito l'impegno di Giorgia Iacolino. E la guerra l'avranno perché il risultato sarà una valanga di consensi a favore di Giorgia Iacolino, che noi chiediamo ai nostri concittadini, anzi ai suoi concittadini, ai miei amici agrigentini, chiediamo di sposare un progetto per andare avanti, anzi andiamo avanti con Lillo Firetto, per definire le tante cose che abbiamo iniziato con e per Agrigento e per definire un progetto politico che abbiamo iniziato e abbiamo deciso di portare avanti. E per cui chiedo di votare per Giorgia Iacolino, un medico, una candidata uscente, una candidata, una persona, una donna coerente. E ci appelliamo ai tanti agrigentini, alla maggioranza, alla stragrande maggioranza degli agrigentini che sono persone per bene e che penso possono tranquillamente essere rappresentati da Giorgia Iacolino. Il suo impegno per l'Europa, il Parlamento europeo, per la nostra terra? Il mio impegno volgerà con un incontro, con un convegno che faremo subito dopo le elezioni, perché io sono eletto, non cerco consensi, cerco affermazione, un convegno che sarà presieduto dal nostro sindaco Firetto e che sarà ovviamente moderato dalla nostra amica Giorgia Iacolino, e in quella sede vedremo di finanziare le cose più importanti per Agrigento. Ecco, parliamo di questi soldi che devono arrivare, questi tanti fondi in arrivo per l'Italia e speriamo anche per la Sicilia nel caso in cui i progetti vengono portati a termine. Non confondiamo però il recovery plan con la Commissione Infrastrutture, Trasporti e Turismo che io rappresento. Quelli sono fondi che vanno al di là del prestito, perché ricordiamoci, quello è un prestito che l'Italia deve restituire. Noi invece, oltre a quella cosa di cui si occuperà il governo, e a cascata arriverà alle regioni e alle amministrazioni locali, quindi anche ad Agrigento. Io voglio rappresentare invece le misure, i bandi che sono a disposizione, che finanzieranno le opere strategiche per Agrigento. Spesso sono bandi difficili cui l'utenza ha difficoltà a parteciparvi, sono addirittura scritti in inglese. E noi abbiamo tanti collaboratori, allora io che ci sto a fare? Perché sono qua? Io sono qua proprio per snellire e per rendere più vicine, più a portata di mano e, come dire, più agrigentine e meno europee le misure che noi e di cui abbiamo veramente bisogno e che noi dobbiamo utilizzare e utilizzeremo al meglio. Quale pensa che sarà il consenso nelle prossime elezioni regionali che si andrà a votare per il partito di Forza Italia? Ma io rappresento la mia Forza Italia, io rappresento il mio consenso, io sono in Forza Italia e sono quella Forza Italia che sostiene Firetto e che sostiene Giorgia Iacolino, e sarà una grande affermazione per il nostro progetto civico, perché ricordiamolo, noi non abbiamo bandiere, non abbiamo bisogno di bandiere, dobbiamo abbattere le barriere politiche, noi rappresentiamo il progetto civico di Lillo Firetto e ci stiamo. Archiviato il procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell'ex presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, dopo le assoluzioni con formula piena pronunciate dalle autorità giudiziarie ordinarie della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Sicilia. Anche il procedimento disciplinare che l'ufficio scolastico regionale aveva intrapreso nei confronti dell'ex presidente della provincia regionale di Agrigento Dorsi si è concluso con un'integrale archiviazione delle contestazioni mossegli dirigente scolastico nel corso del mandato elettorale svolto quale presidente della provincia di Agrigento era stato interessato da alcuni procedimenti penali e contabili in ragione dei quali l'ufficio scolastico regionale intraprendeva nei suoi confronti un'azione volta a verificare la sussistenza di eventuali ulteriori responsabilità disciplinari. Oggi è stato tutto archiviato.
Agrigento ha rischiato di perdere una delle sue icone, uno dei personaggi più noti e amati da tutti, Fofò Portuso, tutto per una dimenticanza. L'anziano ha lasciato il pentolino sul gas acceso e poco dopo è scoppiato un incendio per il quale è stato necessario far arrivare i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Grande apprensione per il proprietario dell'abitazione Alfonso Restivo, conosciuto appunto da tutti come Fonzio Portuso. Sarebbe rimasto lievemente intossicato e precauzionalmente è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, nulla di grave. L'appartamento al piano terra di Via Duomo, a ridosso della cattedrale, era invaso dal fumo. Lo spavento è stato tanto, ma per fortuna è finita bene. Coronavirus, 179 nuovi casi in Sicilia, 6 nell'Agrigentino. I dettagli nel servizio. Il dato è allarmante: in tutta la Sicilia 179 nuovi contagi, il 2,8% dei 6.329 tamponi fatti, mai così tanti. Aumentano anche i ricoveri da 187 a 194 e i malati in terapia intensiva che salgono di 1 da 14 a 15. Ieri la Sicilia è stata la terza regione italiana per numero di contagiati. Servono misure urgenti per contenere gli assembramenti, dicono gli esperti. Palermo resta il fronte più caldo, ieri è stato record di positivi, 70 casi. Focolaio alla missione di Biagioconte. I primi tamponi hanno già svelato 37 casi, tra i quali ci sono anche 2 missionari. L'unica soluzione, così ha stabilito il tavolo insediato all'ASP, è quella dell'isolamento. Da mezzanotte di ieri le strutture hanno chiuso le porte. Le forze dell'ordine presidiano le cittadelle degli ultimi, soprattutto quella di Via dei Collati, perché non sarà facile tenere più di 700 persone sotto chiave per 15 giorni. Gli ospedali sono sotto pressione, pieno il cervello, si allestiscono nuovi posti al civico. È in queste 2 strutture che vengono portati i casi sospetti. Si procede con fatica, servirebbe altro personale. Nella provincia c'è poi il caso Corleone, ma anche un focolaio a Bagheria, 12 contagi in 2 giorni. A Enna l'ASP cerca i passeggeri che hanno viaggiato lo scorso 11 settembre su un pullman della SAIS partito dalla stazione di Palermo e diretto a Enna Bassa, corsa della 17:30. Una turista spagnola che era a bordo è risultata positiva. A Ragusa tornano a crescere i casi, sono 17, tra questi ci sono un bambino di 3 anni che frequentava una ludoteca di Modica e una ragazzina di 12 anni che è entrata in contatto col piccolo. A Catania si registrano 15 casi, Trapani 31, Siracusa 29, Messina 4, Enna 3, Caltanissetta 2, ad Agrigento 6 nuovi casi, tra Licata e Sciacca. Ed è già in corso alle aziende sanitarie siciliane la distribuzione del primo carico di 750.000 tamponi rapidi acquistati direttamente dalla regione siciliana per un'ulteriore attività di ricerca del virus nell'ambito della pandemia. Si tratta di test i cui risultati possono essere ottenuti in pochi minuti, permettendo così di evitare eventuali rallentamenti al sistema sanitario impegnato nell'emergenza. Su disposizione del presidente della regione Nello Musumeci, oltre che alle aziende sanitarie, i tamponi sono stati messi a disposizione delle case circondariali di Palermo. Le 4 strutture della missione Speranza e Carità di Biagioconte a Palermo diventano da adesso zona rossa per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha stabilito il presidente della regione siciliana Nello Musumeci con una propria ordinanza dopo gli oltre 30 casi di positività accertati fra gli ospiti del centro. La decisione è stata adottata dopo un vertice con l'assessore alla salute Ruggero Razza e il direttore generale dell'ASP di Palermo Daniela Faraoni, che hanno esaminato l'andamento del contagio e la pericolosa promiscuità all'interno delle strutture. Ad accentuare la situazione di criticità è stato il rifiuto della quasi totalità dei soggetti ospitati a farsi condurre al Covid Hospital San Paolo per la quarantena obbligatoria. E adesso parliamo di finanziamenti alle aziende e a chi vuole sposarsi. Ci sono i servizi. Approfondiamo nuovamente il bonus Sicilia. Sono uscite le linee guida che spiegano come partecipare al Click Day. Per poter partecipare al bando sarà necessario avere 3 elementi: la SPID, quindi l'identità digitale, avere una firma digitale e avere il DURC. Il contributo massimo che si potrà ottenere è pari a 35.000 euro. È possibile ottenere una tantum 5.000 euro per tutte quelle attività e imprese che sono state attivate dopo il 31/12/2018. 6.000 euro una tantum per tutte quelle imprese che sono state attivate prima dell'1 gennaio 2019 e che nell'anno d'imposta 2018 si trovavano in regime forfettario. E infine si potrà ottenere 5.000 euro una tantum
per tutte quelle imprese che sono state attivate dopo il 31/12/2018 e che in tale data si trovavano in regime d'imposta ordinario. Queste ultime imprese potranno ottenere il 40% del fatturato medio di 2 mesi calcolato sul fatturato 2018. Il Click Day infine sarà il 5 di ottobre e partirà esattamente alle ore 9. Il governo regionale ha approvato il cosiddetto bonus matrimonio, con cui sono stati destinati 3,5 milioni di euro per incentivare i matrimoni e le unioni civili. Il beneficio, un contributo fino a 3.000 euro, riguarderà i riti celebrati in Sicilia, siano essi religiosi che civili. I criteri e le modalità di esecuzione degli interventi di sostegno saranno approvati con decreto degli assessori della famiglia e dell'economia. Si tratta di una misura, afferma l'assessore alla famiglia Antonio Scavone, che mira anche ad attenuare gli effetti della crisi da Covid-19. Basti pensare che, secondo i recenti dati Istat, si stima che i matrimoni annullati in Italia per effetto dell'epidemia sono circa 70.000. L'obiettivo è quello di dare un incentivo concreto ed immediato alle imprese del settore e a tutte le coppie di sposi. La necessità di dare avvio all'iniziativa Bonus Matrimonio parte anche dal fatto che il wedding rappresenta un mercato di riferimento per alcune regioni del sud. Negli ultimi anni infatti il comparto registra un successo crescente, soprattutto per la domanda internazionale di location appartenenti ad alcune regioni, tra le quali la Sicilia. L'erogazione del contributo dovrebbe garantire, già nel corso di quest'anno, una ripresa del fatturato delle imprese del settore, con un impatto consistente relativo all'ammontare della dotazione finanziaria destinata alla misura. Si stima, aggiunge l'assessore all'economia Gaetano Armao, che il nostro contributo di 3,5 milioni di euro riuscirà a sviluppare un fatturato complessivo di circa 40-50 milioni di euro fino alla durata della misura di sostegno, e cioè fino al 31 luglio 2021. Non va trascurato che la stima degli introiti che ne deriveranno per l'erario regionale è pari, se non superiore, alla somma stanziata dal governo Musumeci, oltre a considerare la riattivazione dell'indotto occupazionale legato alla realizzazione e svolgimento di questa tipologia di eventi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Affari con i boss per far crescere e decollare le proprie attività imprenditoriali. I giudici della seconda sezione misure prevenzione del Tribunale di Agrigento hanno disposto la confisca, vale a dire la definitiva acquisizione da parte dello Stato dei beni di cui era stato disposto il sequestro nel marzo 2018 nei confronti dell'imprenditore di Racalmuto Calogero Romano, 64 anni, condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Romano, titolare di fatto di diritto di diverse aziende operanti in svariati settori, con particolare riferimento all'edilizia, secondo quanto avrebbe accertato il processo, per un periodo molto lungo di circa una quindicina di anni a partire dal 1992 avrebbe stretto accordi con i boss del paese, in particolare Maurizio Di Gatti, per sviluppare le sue attività imprenditoriali. Romano in sostanza avrebbe pagato il pizzo alla mafia in cambio di sostegno. Contestualmente al processo penale è stato incardinato un procedimento che aveva portato al sequestro dei beni, un patrimonio di aziende e proprietà stimato in circa 120 milioni di euro, che secondo l'accusa sarebbe stato acquisito per via della contiguità con Cosa Nostra. Le bellezze dell'Italia vestono i vasetti di Nutella nella special edition Ti amo Italia. Una di queste perle non poteva che essere la Scala dei Turchi. Dal 12 ottobre arriva sugli scaffali dei supermercati così la serie limitata di 30 vasetti, i cui protagonisti sono luoghi iconici di tutte le regioni italiane, dal Gran Sasso in Abruzzo ai Faraglioni di Capri in Campania, dal Lago di Como in Lombardia ai Trulli di Alberobello in Puglia, e la Scala dei Turchi solo per citare alcuni degli scorci riprodotti sulle confezioni della Nutella. I vasetti saranno l'inizio di un viaggio che porterà
ai consumatori a visitare virtualmente 30 località italiane, rimanendo comodamente seduti a casa. Inquadrando il QR code presente su ogni vasetto sarà infatti possibile vivere un'esperienza immersiva di virtual reality. I contenuti saranno fruibili all'interno di una piattaforma digitale dove ogni consumatore potrà inoltre mettere le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di video ricette legate alla tradizione culinaria del paese rivisitate in chiave Nutella. Armato di bombolette realizza un graffito. Denunciato Writer, 19enne, aveva scelto come sua preda il rinnovato muretto della terza spiaggia a San Leone d'Agrigento ed è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica. L'ipotesi di reato che gli è stata contestata dai poliziotti della sezione volanti della questura è imbrattamento di muri. Il 19enne agrigentino è stato pizzicato mentre armato di bombolette spray stava realizzando un graffito. Gli agenti, accorgendosi di quel giovane all'opera, lo hanno subito bloccato ed identificato. Calcio in programma domani, domenica 20 settembre alle ore 15:30 allo Stadio Comunale Esseneto di Agrigento, la prima giornata d'andata del campionato d'eccellenza Girone A. Akragas Folgore, il match si giocherà a porte chiuse. Stamani la conferenza stampa di mister Francesco Di Gaetano e dell'attaccante Giovanni Biondo. Carmelo Lentini. Con la consueta conferenza stampa del sabato si chiude una settimana di duro lavoro per l'Akragas di Ciccio Di Gaetano. Domenica infatti si gioca la prima di campionato allo stadio Esseneto, gara che dovrà giocarsi a porte chiuse per disposizione del governo, una restrizione dovuta all'effetto del coronavirus. In questi giorni di preparazione Di Gaetano ha cercato di recuperare qualche acciaccato e non è escluso che qualcuno di essi possa essere impiegato contro la compagine folgorina di Castelvetrano. La Folgore, come l'Akragas, proviene dal passaggio del turno di Coppa Italia ottenuta contro l'Unitas Sciacca e a suon di reti, grazie alla verve dell'attaccante Carovana. Il tecnico è Giuseppe Bonino, che può contare su una rosa ricca di calciatori di qualità, come lo stesso bomber Carovana, Montepiano, Cascio, i due Corso, Maltese, Sani e Giannusa, per citarne alcuni. Intanto si registra un altro innesto in casa Akragas. Si tratta del terzino classe 2001, Luca Laspina, proveniente dal Catania. Il ragazzo ha giocato con il Palazzolo in eccellenza e le Biancavilla in Serie D. Il tecnico Di Gaetano lo conosce molto bene per averlo avuto alle proprie dipendenze e già si trova a disposizione. Non si esclude che possa debuttare in biancazzurro sin da domenica prossima contro la Folgore. La gara dell'Esseneto, fissata per le 15:30, è stata affidata a Giuseppe Morello di Tivoli, il quale verrà collaborato da Alessio Reitano di Acireale e Gabriele Maria Lombardo di Caltanissetta. Abbiamo lavorato per questo, abbiamo lavorato bene fino ad oggi, quindi diciamo che le prerogative ci sono per iniziare col piede giusto. Sappiamo benissimo che comunque ci sarà da soffrire, perché soprattutto nelle prime partite gli avversari comunque dal punto di vista atletico si equivalgono tutti, no? Chi più chi meno fa dei carichi di lavoro, quindi in teoria però dovremmo essere già arrivati alla fine di campionato con un passo diverso, e devo dire che per quanto ci riguarda questo potrebbe essere, cioè potrebbe succedere, perché comunque sia la squadra l'ho vista crescere partita dopo partita, quindi diciamo che siamo tutti quanti ottimisti. Che Folgore potrà essere? Ma la Folgore per storia è una squadra battagliera, è una squadra che mette tanto agonismo, e poi l'allenatore sicuramente è uno di quelli che quando giocava faceva dell'agonismo la sua forza. Giuseppe Bonino. Giuseppe Bonino, certo. E quindi immagino che sia una squadra di carattere sicuramente. Sinceramente dal punto di vista tecnico-tattico, per quel poco che abbiamo potuto vedere dal video che abbiamo avuto a disposizione, è una squadra che comunque è in avanti, ha dei giocatori bravi, ha dei giocatori veloci, ha dei giocatori che saltano l'uomo, tecnicamente sono validi, quindi non mi aspetto sicuramente una squadra
che venga qui a fare la vittima domenicale. Quindi ci sarà da battagliare, ci sarà da vincere la partita prima dal punto di vista agonistico e poi dal punto di vista tecnico-tattico. I ragazzi come stanno dal punto di vista fisico? Sono stati recuperati quelli che erano un po' acciaccati? Sì, la stragrande maggioranza stanno tutti bene, quindi sono felice di averli tutti a disposizione perché comunque sia ti dà più scelta, quindi è ovvio che anche la competizione all'interno del gruppo sana aumenta e credo che sia giusto così. L'unico neo di questa partita è la mancanza del pubblico. Sì, quello ci dispiace tanto. Obiettivamente vedere comizi elettorali in televisione dove ci sono sedute centinaia di persone e poi vedi lo stadio vuoto è disarmante, però probabilmente le valutazioni che fanno sono altre e quindi bisogna attenersi sicuramente alle regole. Dispiace perché comunque non poter condividere la partita della domenica con la gente di Agrigento credo che sia una cosa brutta, quindi speriamo che quanto prima riaprano le porte, così avremo anche la gente della città a sostenerci. Personalmente come stai vivendo questa vigilia di campionato? Sei emozionato? No, sono sereno, sì, vabbè, l'emozione forse ci può stare perché, ripeto, ma più per romanticismo, perché comunque c'è una storia dietro la mia famiglia legata all'Agragas e quindi forse un pizzico di emozione ci sarà sicuramente, però sono sereno, l'affronto io in maniera molto professionale, quasi riesco a distaccarmi perché sennò mi farei prendere troppo dall'emozione e sarei poco lucido, quindi c'è bisogno di lucidità da parte di tutti. Domani da chi ti aspetti una grande partita? Da tutti, da tutta la squadra. Non amo fare individualismi, qui si parla di Agragas, non si parla né di Tizio né di Caio, quindi tutti quanti dobbiamo soffrire, dare il 101% e sicuramente daremo più dell'avversario. Sull'ultimo arrivato Luca Laspina, cosa puoi dirci? Ma Luca è un ragazzo che è cresciuto nel Catania, è cresciuto con una mentalità comunque professionistica, quindi un ragazzo che non si risparmia mai, anche lui ha da lavorare tanto, può crescere, ha dei grossi margini di miglioramento, è un 2001, è a disposizione, quindi aumenterà anche lui la competitività all'interno del gruppo e allo stesso tempo aumenta il livello anche della squadra. E adesso ci spostiamo a Caronia per parlare di acquacoltura, vediamo. E siamo qui oggi all'interno degli impianti di acquacoltura rurale situato a Caronia, l'azienda agricola Contino. Accanto a noi c'è un dirigente del Dipartimento della Pesca Mediterranea che sta sostenendo questo progetto che stiamo portando avanti, Mare Ricco Siciliano 2.0, una nuova edizione per parlare ancora di pesce siciliano, naturalmente pescato in mare, ma anche di pesce allevato. È importante parlare di pesce allevato? Assolutamente, perché dal punto di vista dietetico, dal punto di vista di prospettiva di consumo, di aumento dei fabbisogni di consumo di pesce, non potremo sperare di trovare a mare il pesce selvatico o meglio tutto il pesce selvatico che serve per i fabbisogni dell'umanità, e dunque in futuro il ruolo dell'acquacoltura è un ruolo che diventerà sempre più importante, andando a compensare quello che il mare non è più in grado di fornire, perché gli ultimi decenni, soprattutto gli ultimi 2 decenni, si è un po' forzato, quindi ci sono degli studi che confermano che gli stock ittici sono diminuiti in questo periodo di tempo, c'è uno squilibrio ecologico e dunque magari possibilmente qualche specie che era al vertice della catena alimentare è stata troppo salvaguardata e quindi è aumentata a dismisura, insomma c'è uno squilibrio ecologico e il riequilibrio dell'ambiente marino può essere favorito anche dall'acquacoltura.
perché con il pesce allevato si risparmia, diciamo, la biodiversità del nostro mare. Appunto, questa è una delle due funzioni. Un eccessivo sforzo di pesca non può più essere, come dire, portato avanti. Un'intensità di pesca, una mancanza di selettività non possono più essere, non solo non possono più essere, sono anche impedite dal punto di vista normativo. In Sicilia da qualche anno abbiamo notato imprenditori che stanno investendo nell'acquacultura, sia acquacultura in mare ma ultimamente anche sempre più nell'acquacultura rurale. Sono attività che vengono sempre sostenute e finanziate anche dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. Allora, la misura che riguarda l'acquacoltura è la misura più importante del programma operativo che riguarda la valorizzazione e la promozione del settore alieutico. La maggior percentuale di risorse è intercettata dall'acquacoltura e non potrebbe essere altrimenti, perché l'acquacoltura non è un'attività che ha un ritorno nel breve periodo, è un'attività che ha un ritorno economico ma anche tecnico nel medio-lungo periodo, cioè non si fa un'azienda di acquacoltura oggi per avere già il prodotto fra 6 mesi, come potrebbe essere per un'azienda zootecnica da ristallo, prende il vitello oggi, fra 100 giorni, quindi fra 4 mesi avrà il prodotto pronto. Per mettere in piedi un'attività di acquacoltura ci vuole esperienza, ci vogliono strutture, ci vuole l'individuazione dei giusti canali commerciali, quindi l'importanza del sostegno dell'acquacoltura deve essere vista anche da un punto di vista strategico. È morto Diego Planeta, nome di spicco della vitivinicoltura siciliana, fondatore dell'omonima casa viniticola dal 1973 al 2011, presidente delle cantine Sette Soli di Menfi in provincia di Agrigento. Planeta aveva 80 anni, era stato anche presidente dell'Istituto regionale della vite e del vino di Assovini. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.